Buonasera a tutti, benvenuti. C'è ancora qualche posto libero sia a destra che a sinistra, potete accomodarvi. Probabilmente qualcuno ci raggiungerà tra qualche minuto perché la disponibilità dei posti nei paraggi è andata esaurita, quindi qualcuno sarà costretto a parcheggiare un po' più lontano, però lo aspettiamo. Benvenuti a tutti, ritorna per il mese di ottobre, giovedì prima di tutto, è l'appuntamento che molti di voi conoscono perché riconosco io i volti di chi dall'inizio ci sta seguendo, un appuntamento itinerante che ritorna il primo giovedì di ogni mese, organizzato da Prima Cassa FVG, l'istituto di credito che ha a cuore la sostenibilità, questo termine di cui tanto si parla e non si capisce bene poi come viene messa in pratica la sostenibilità. Prima Cassa FVG tra le sue tante azioni ha scelto quella di informare, di offrire momenti in cui la consapevolezza del pubblico possa crescere grazie all'intervento di esimi ospiti che di volta in volta affrontano temi di grande attualità. Chi ci ha seguiti appunto sa che ad oggi ci siamo occupati di vari temi che hanno a che fare principalmente con l'ambiente, o meglio, tutti gli argomenti che abbiamo trattato sono stati posti in relazione al nostro territorio, al Friuli Venezia Giulia, per cercare di capire che cosa comportano per il nostro territorio, soprattutto per la sua crescita e per chi ovviamente ci abita e ci vive. Abbiamo scoperto che ci sono delle realtà, alcune delle quali sconosciute ai più, che operano alcune silenziosamente, alcune invece si sono fatte conoscere nel tempo in vari ambiti, in quello sociale, in quello culturale, in quello più prettamente economico, facendo sì che il nostro territorio cresca, riesca a essere competitivo con le altre regioni del nostro paese, in alcuni casi addirittura arrivi prima. Anche questa sera credo che alla fine del nostro incontro, che durerà come sempre un'ora, un'ora e 10, si riuscirà a dedurre che il tema della cultura nella nostra regione, che è una regione che sappiamo essere stata invasa negli anni, nei secoli, da diverse popolazioni, alcune si sono fermate, alcune sono passate, ma molte di queste hanno lasciato delle preziose testimonianze, testimonianze che sono diventate un patrimonio nostro, del territorio, che ci ha fatto e ci sta facendo conoscere in tutto il mondo, che ci sta dando la possibilità di ospitare turisti curiosi, appassionati dell'arte che riscoprono nel nostro Friuli Venezia Giulia delle preziosissime testimonianze storiche, architettoniche, culturali e che sono in grado di regalare momenti sicuramente molto piacevoli. Motivo per cui, come sentiamo spesso anche dal nostro assessore alle attività produttive, Sergio Midiomini, vediamo che il trend del turismo nella nostra regione è in costante crescita e questo grazie anche al nostro patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Prima di presentare gli ospiti però vediamoci questo video abbastanza rappresentativo. Ho detto abbastanza rappresentativo perché se avessimo dovuto dare evidenza a tutte le valenze culturali del territorio sarebbe dovuto durare davvero molto ma molto più tempo. Prima di chiamare gli ospiti che già conoscete attraverso la pubblicità, la promozione che abbiamo fatto dell'evento, sul palco vorrei che desse il suo benvenuto a questo numeroso pubblico il sindaco di Sappada, il sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valente.
sono sappadina, perciò mi sono confusa. Benvenuto sindaco, l'abbiamo presa al volo perché so che a breve partirà il prossimo mese, sarà dall'altra parte dell'oceano. Tra poco sarò in Consiglio Comunale, però il prossimo mese saremo a Washington per portare San Daniele, il Friuli, l'Italia e la cultura, con un progetto che ci interessa molto, che riguarda una copia anastatica della Bibbia di Gutenberg, che lega molto la nostra città, della quale vi do il benvenuto a tutti quanti, con l'estero. Con l'estero perché noi siamo depositari della Biblioteca Guarneriana, che ha 557 anni, quindi oltre 5 secoli di storia, con un patrimonio culturale immenso che pochi conoscono o non tantissimi conoscono, e che noi cerchiamo di affiancare a quella che è l'altra eccellenza di San Daniele, che è l'enogastronomia, per dire che San Daniele c'è sì tanta enogastronomia, un prodotto d'eccellenza come il prosciutto, ma figlio di una comunità che è la magnifica comunità di San Daniele, che prima di iniziare a produrre il prosciutto produceva tanta cultura e aveva l'idea di conservare i suoi codici qui a San Daniele nella Guarneriana. Ecco, siete riusciti ad accostare appunto varie risorse, voi quella gastronomica, quella culturale, registrando insieme anche ad altre località del nostro territorio un'escalation esponenziale di presenze turistiche. Sì, ed è proprio per questo, perché cerchiamo di affiancare alle eccellenze altre eccellenze. Abbiamo detto la Guarneriana, abbiamo detto il prosciutto, c'è un'associazione che è Scriptorium for Evidenza, adesso fondazione, che fa da volano per tutta una serie di iniziative proprio in campo culturale. Cerchiamo di collaborare con altri territori, ho visto nel video che avete fatto vedere, siamo partiti da San Daniele, siamo tornati a San Daniele, ma nel mezzo c'era anche Villa Manin, ad esempio, e noi col comune di Codroipo e da altri comuni lungo il fiume Torrente Corno stiamo costruendo un percorso che ipoteticamente porti da Villa Manin alla Guarneriana e da Guarneriana a Villa Manin, per dire due eccellenze di questa nostra provincia, riconosciute, che però possono offrire nel loro mezzo, nel loro percorso, sia paesaggi che chiese, che territori ricchi di musei, di castelli, e quindi il turista sa che in questo territorio, che è piccolino, un fazzoletto collinare che non tiene più di 50.000 persone, trova di tutto di più, dal tagliamento, il castello di Vergogna e tantissime altre cose. E sebbene non sia facile di questi tempi, non vi adagiate sugli allori. Mi diceva prima, mi parlava di un progetto, quindi la mente è già proiettata a Washington, ma ben oltre, perché c'è un altro prezioso, diciamo, gioiello che custodite la Guarneriana, che presto, insomma, avrà una storia a sé. Sì, abbiamo la fortuna di aver creato una serie di relazioni importanti in questi ultimi anni, in particolare con l'Aeronautica Militare Italiana, col Capo di Stato Maggiore Luca Goretti, e da una cena fatta insieme, da una sua esperienza proprio a Washington come addetto militare, è nata l'idea di portare alcuni originali dei nostri codici negli Stati Uniti, per avere qualcosa in cambio. Allora la prima cosa che porteremo sarà, se tutto andrà bene, la Bibbia bizantina, quindi una Bibbia atlantica, che ha più di 900 anni, che noi conserviamo gelosamente in Guarneriana, che portata negli Stati Uniti, che hanno meno della metà degli anni della Bibbia bizantina, diciamo, diventa qualcosa di veramente importante, e fa capire anche, fa in modo che dagli Stati Uniti possano, quindi da un panorama internazionale, guardare a San Daniele per il prosciutto, ma anche per molto altro. Poi lì lasceremo una copia di questa Bibbia bizantina, realizzata ovviamente da Scriptorium, e il tentativo di riportare in Italia una pisside, che è un calice dove venivano contenute le ostie, se mi correggerà Don Geletti se è proprio così, ma insomma è un oggetto del IV secolo che è stato trafugato alcuni decenni fa dalla comunità di Moggio Udinese. Quindi il tentativo è cercare di fare questo scambio prestando questa Bibbia bizantina per alcuni mesi e poi in cambio riportare effettivamente sul nostro territorio regionale un progetto interessante. Quindi cultura, che genera interesse, che genera relazioni, che genera attenzione sui territori, perché poi chi viene qui per la Guarneriana e per il prosciutto non si ferma a San Daniele, ma sicuramente approfitta dell'osi dei quadri di Fagagna e di tanto altro che il nostro territorio culinario, fino anche ad arrivare a Villa Manin e a Codroipo, può offrire. Le faccio un'altra domanda e il pubblico dirà: ma non poteva stare anche lui tra gli ospiti? È che ci sono talmente tante cose da raccontare che ne faremo sicuramente un'altra di puntata dedicata alle risorse culturali del nostro territorio. Però diciamo anche questa cosa, che San Daniele sarà protagonista con appunto un'opera della quale ha già parlato, con la Bibbia in particolare, di un'operazione che ha a che fare con lo spazio, con lo shuttle.
Sì, è la missione X3, che è la missione che il 10 di gennaio, se tutto va bene, partirà per la base spaziale da Houston, e qui nel progetto, dicevo prima, della Bibbia di Gutenberg, una pagina di questa Bibbia realizzata a San Daniele da Scriptorium Foro-Iuliense con progetti inclusivi, quindi ci sono delle persone dell'igiene mentale che fanno la carta, che si dedicano a questa opera, verrà lanciata nello spazio, proprio in questi giorni in partenza per gli Stati Uniti, dove poi verrà lanciata. Io mi sarei fermato molto volentieri, ma dicevo prima, ho consiglio comunale. In questo consiglio comunale avremo una variazione di bilancio dove tante risorse andranno proprio sulla cultura, sulla guarneriana, sul teatro. Posso anche dirvi che questa comunità, con la nostra amministrazione, ogni concertazione che ha fatto con la regione, che sono, diciamo, la trattativa per le risorse da portare a casa per opere di area vasta, le ha incentrate quasi tutte sulla cultura. Teatro, biblioteca moderna, Monte di Pietà per lo spostamento di biblioteca moderna, archivio comunale, quindi voglio dire, veramente avete trovato, e quindi mi complimento con Prima Casa del Presidente, la location giusta per parlare di cultura e di turismo culturale qui in San Daniele, dove siete tutti benvenuti anche oltre questa serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a lei, Sindaco. Questa buona serata per quanto potrà trattenersi. Quindi si alzi lo schermo perché il sipario è già aperto per far accomodare gli ospiti di questa sera. Consentitemi una definizione, sono davvero 3 pezzi da 90, un onore averli con noi questa sera, molte saranno le cose da raccontare, come dicevo il tempo sarà più o meno quello, è probabile che comunque ci si fermi qualche minuto in più, ma credetemi che ne varrà assolutamente la pena. Iniziamo con le presentazioni. La prima a salire sul palco è la dottoressa Anna Del Bianco, direttore generale ERPAC, ente regionale per il patrimonio culturale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Buonasera e benvenuta. E poi il presidente della Fondazione Aquileia, Roberto Corciulo, che ovviamente incentrerà il suo intervento principalmente su questo gioiello che abbiamo nella nostra regione. E poi Don Alessio Geretti, che è direttore e curatore delle mostre del comitato San Floriano di Vivese. Benvenuti a tutti, accomodatevi, il microfono è già acceso. Vi ricordo anche che l'intero appuntamento di oggi verrà trasmesso da Telefriuli e potrete, grazie, prego, e potrete seguirlo nella TV on demand, quindi insomma ogni qualvolta vorrete vederlo ci sarà la possibilità di farlo. Dicevo 3 pezzi da 90, consentitemi questa definizione, però come abbiamo sentito anche prima il sindaco Valente, l'importante è che ci sia sempre collaborazione, che ci sia condivisione di progetti a lunga scadenza, come sappiamo essere quelli in atto in questo momento, che ci stanno portando dei dati più che positivi in termini di turismo. E quindi, dottoressa Del Bianco, la soddisfazione anche di ascoltare le parole del sindaco di San Daniele, di aver preceduto il dottor Corciulo appunto ad Aquileia, di assistere a come la nostra regione sta crescendo, di come sta diventando sempre più importante, sempre più attrattiva grazie alle nostre risorse culturali. Immagino che sia veramente grande questa soddisfazione. Sì, lo è sicuramente. Allora io mi presento insomma anche perché diciamo, forse non tutti conoscono l'ente regionale per il patrimonio culturale. Io in questo momento diciamo, sono direttore centrale della direzione cultura e reggo anche ad interim l'ente regionale per il patrimonio culturale. Allora, la direzione cultura da una parte e l'ente regionale rappresentano in sostanza l'intervento della regione, il sostegno della regione in ambito culturale, diciamo, per il nostro territorio. Da una parte diciamo, la direzione sostiene finanziariamente le iniziative, i progetti, i programmi nell'ambito sia delle attività culturali, dello spettacolo, quello che tutti voi conoscete, insomma, e anche sotto il profilo della valorizzazione. Dall'altra parte invece l'ente, che è nato nel 2016, si occupa di gestione di eventi culturali e di luoghi della cultura. È nato nel 2016 da un progetto che diciamo, è stato innescato dalla soppressione delle province e che diciamo, ha raccolto in un unico ente le competenze dell'azienda speciale Villa Manin, che era il soggetto che gestiva la Villa Manin, dal centro di catalogazione di Passariano e
appunto da tutto quello che le province facevano in ambito gestionale nel settore cultura. Quindi abbiamo assorbito la gestione dei musei provinciali, soprattutto nella provincia di Gorizia, ma anche a San Vito al Tagliamento e di altri luoghi della cultura, anche a Trieste. Quindi diciamo, possiamo dire che la Regione in questo momento storico vive una condizione molto particolare, in cui oltre a sostenere la cultura, così come ha iniziato a fare da quando è nata, ma prevalentemente in maniera abbastanza forte dagli anni '80 in poi, si misura anche con la gestione e si sta misurando anche, direi da 10 anni a questa parte circa, con il tema importantissimo delle imprese culturali creative, perché il mondo della cultura non è soltanto un mondo, diciamo, di beni culturali, di valorizzazione classica, diciamo di quello che nell'immaginario di ciascuno di noi è cultura, ma è anche molto altro. Le imprese culturali creative nella nostra regione diciamo, rappresentano circa il 6% dell'attività complessiva, del numero complessivo delle imprese regionali, hanno una capillarità di distribuzione nel territorio altissima, rispondono molto bene a quelle che sono le sollecitazioni che anche la regione ha nei loro confronti. Abbiamo fatto tutta una serie di interventi diciamo, a sostegno delle imprese culturali, c'è una risposta molto buona. Sembra impossibile, ma il tema anche della contaminazione tra l'impresa culturale, cioè tra chi fa design, spettacolo, video art, fumetto, videogiochi, fotografia e mille altre cose, e l'impresa tradizionale è qualcosa che funziona molto bene e che probabilmente è diciamo, uno dei driver che potrebbe diciamo, innalzare anche il livello complessivo dell'impresa diciamo, tradizionalmente intesa nel nostro paese in assoluto, perché il nostro è un paese che è conosciuto per la cultura, è conosciuto per le capacità creative che probabilmente non hanno pari, purtroppo frenate a volte da una burocrazia, lo dico da giurista, che annienta diciamo, le iniziative, ma comunque diciamo, c'è sempre, si vede sempre, si sente sempre un grande spirito diciamo, di innovazione. Dico questo perché diciamo, la nostra regione è una regione che, ripeto, soprattutto negli ultimi anni ha deciso di investire in maniera forte nel tessuto culturale, ha diciamo, iniettato quantità importanti di denaro, soprattutto nel settore delle attività culturali, dello spettacolo, diciamo, degli eventi. Penso che tutti noi possiamo dire che insomma, d'estate quando apriamo un giornale, usciamo per le strade, diciamo, l'offerta culturale è grandissima. L'intento è quella di renderla quanto più capillarmente diffusa sul territorio, non tanto per andare a raggiungere le persone dove sono, ma perché tutti possano raggiungere i luoghi per trovare qualcosa in quel luogo e conoscere quel luogo. Crediamo molto che la diffusione sul territorio degli eventi culturali sia un volano importantissimo per portare le persone sul territorio. E non lo dico soltanto per i turisti, ma lo dico anche per noi tutti, perché la cultura è benessere, questo ormai lo sappiamo, diciamo è un elemento che facilita la comunicazione, che anche nei momenti di crisi è un elemento diciamo, di sostegno alla coesione, all'integrazione, alla resistenza, quella che si è detto resilienza delle comunità, quindi è qualcosa diciamo, in cui investire non soltanto per un ritorno economico, che ripeto c'è e i numeri ce lo dimostrano, ma anche per un ritorno in termini di coesione delle comunità, di rafforzamento del senso di appartenenza, dell'identità delle singole comunità. Quindi questo è un po' l'impegno che c'è, poi insomma le attività che noi facciamo sono molte, se avete piacere poi ve le racconto, ma non voglio portare via troppo tempo al primo intervento. Assolutamente, grazie dottoressa. Che alla sua destra e alla sua sinistra ha chi rappresenta di fatto al meglio tutte le attività che vengono proposte in due località della nostra regione, quindi Aquileia e Illeggio. Partiamo in ordine alfabetico, quindi Aquileia.
Aquileia, che è diventata un punto di riferimento per la cultura da tantissimi punti di vista, è stata protagonista di un best seller di Daria Tutti, quindi di Aquileia hanno saputo anche i grandi lettori, perché è stato tradotto in tantissime lingue il libro di Daria Tutti, che probabilmente non la conoscevano, e sicuramente qualcuno è venuto a visitarla anche perché ha dato veramente una descrizione eccellente della Basilica di Aquileia e di tutta la storia che c'è dietro la stessa. Anche lì i numeri testimoniano un grande lavoro fatto da parte vostra, perché è in continua crescita. Si parla addirittura di arrivare a breve a 500.000 turisti in un anno, in un territorio così ristretto, con un patrimonio sicuramente enorme, però insomma limitato in termini di spazi. Dico bene, dottor Corciulo? Sì, sì, dice bene. Innanzitutto ringrazio per l'invito, per me è un doppio piacere, oltre a conoscere Giuseppe Graffi, presidente. Io sono di un paesino qui vicino, quindi per me sono a casa. Gioca in casa. Gioco in casa, quindi è un grande piacere. Allora, innanzitutto direi di contestualizzare, perché come ha detto bene Aquileia è un paese oggi di 3.200 anime, che nel momento del suo apice durante l'impero romano è arrivato, si stima, dai 50 ai 100.000 abitanti. Era città, prima il sindaco diceva 600 anni a Guarneriana, 2021 sono stati 2200 anni di storia di Aquileia. Quindi è stato il fulcro da dove è partita tutta questa regione, tutto questo territorio, tutti i paesi anche conterni, l'Austria, l'Ungheria, la Slovenia. Arrivava il patriarcato che è succeduto poi all'impero romano, partiva da Como, arrivava su fino oltre Budapest, quindi un territorio vastissimo. Oggi Aquileia quindi racchiude questa storia di archeologia romana, di una storia paleocristiana, perché abbiamo il primo luogo, uno dei primi, sono il primo luogo di culto pubblico prima della scissione, dello scisma fra ortodossi e cattolici, che è la Basilica di Aquileia, che viene riconosciuta da molte religioni, e in questo paesino fondamentalmente insistono più soggetti che gestiscono la cultura, perché oltre la fondazione è nata recentemente, tra l'altro la dottoressa Del Bianco è stata la prima direttrice, la prima fondatrice per conto della regione, ed è anche il mio capo, quindi fondamentalmente rispondo a lei in tutto e per tutto, diciamo, oltre che all'assessore e al presidente. E la fondazione nasce nel 2008, nel 98 Aquileia viene insignita del rango di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, quest'anno sono 25 anni e 5, 6, 7 dicembre faremo i festeggiamenti anche coinvolgendo gli altri siti UNESCO della regione. Oggi sono 5 siti, di cui la maggior parte sono seriali. Il sito di Aquileia invece è per area archeologica e la Basilica. Dicevo, insistono altri soggetti che sono, oltre il comune, che chiaramente ha un ruolo importante, il Museo Archeologico Nazionale e che gestisce anche il Museo Paleocristiano, che sono tutti e due dei gioielli unici, e la Basilica di Aquileia, che è gestita dalla Socoba, che è una fondazione che risponde all'Arcidiocesi di Gorizia. Quindi questi soggetti, noi abbiamo lavorato, io sono in carica da presidente da circa 1 anno e mezzo, siamo partiti da subito nel mettere tutti i soggetti sullo stesso piano, sullo stesso tavolo, perché chiaramente si è parlato prima di reti, di collaborazioni. Se non si parte dal territorio è difficile riuscire ad andare poi a fare rete con altri territori o andare anche fuori dal territorio regionale. Credo che tutti noi abbiamo visitato Aquileia, soprattutto le scuole normalmente in quinta elementare e nel programma scolastico, tutti visitano, abbiamo circa 30.000 ragazzi che arrivano ogni anno ad Aquileia a vario titolo, quindi tutti se la ricordano, però la sfida è a far ritornare le persone del Friuli Venezia Giulia ad Aquileia, perché Aquileia è un qualcosa che Elena Comessati, nella guida che appunto abbiamo presentato quest'anno, la descrive un'araba fenice, ed è una verità, perché chiaramente ha saputo rinascere molte volte, e tutti i lavori che vengono fatti grazie soprattutto all'intervento della Regione Friuli Venezia Giulia, perché la fondazione, che nasce appunto nel 2008 come strumento, diciamo, per superare un po' le burocrazie, ed è stato il primo esempio in Italia dopo
il codice dei beni culturali del 2004, il codice urbani, è stato il primo esempio di fondazione nell'ambito archeologico nata in Italia per valorizzare un sito archeologico. Questa fondazione quindi parte, chiaramente con tutti i problemi del caso, l'Anna Del Bianco li conosce benissimo, è molto meglio di me, però diciamo che piano piano, a forza di calci, discussioni, eccetera, eccetera, si è riusciti a far conferire tutto il patrimonio archeologico esistente, oggi sono 22 ettari in gestione della fondazione, e ad avviare tutto un programma di scavo, perché la città di Aquileia era dentro le mura, si estendeva per 90 ettari, fuori dalle mura per altri 40 ettari. Quindi parliamo di una città, all'epoca era la quarta città dell'impero in Italia, la nona dell'impero assoluto, secondo porto dell'impero romano, dopo Ostia. Quindi ciò che ora è visibile è una piccolissima percentuale rispetto 20%, a quello che... siamo al 23% di quello che c'è sotto. Parliamo poi come dire, di elementi di assoluta importanza. Le terme che stanno adesso, come dire, sono oggetto di un'attività di scavo da parte dell'Università di Padova, erano 25.000 metri quadrati. Abbiamo il circo, è un circo pari al Circo Massimo a Roma, quindi se si vede le mappe vecchie è una cosa veramente impressionante. Chiaramente il tema però pratico è che, a differenza di un sito come ad esempio Pompei, che è una città morta, dove si entra e si esce in una città morta, Aquileia è una città viva, nel senso che il sito archeologico è all'interno di un paese vivo. Quindi di fatti nello statuto, quando è stata fatta, l'obiettivo è quello di creare un parco archeologico vivo ed integrato. E questa è la missione principale che ha la Fondazione, chiaramente mettendo il sistema, noi siamo anche gestori del sito UNESCO, che è intestato al comune, ma il gestore, coloro che devono preparare il piano di gestione della Fondazione, quindi noi ci ritroviamo fondamentalmente a fare chiaramente da collettori di tutti i progetti. Proprio in questi giorni siamo nella fase finale dell'aggiornamento del piano di gestione, che il primo risale al 2017, adesso stiamo terminando l'attuale, perché c'è stata una massa e un volume tale di attività e di lavoro da parte di tutti gli enti che oggi, nel 2017 c'erano 20 progetti, praticamente sono stati fatti 80, per l'85% c'è solo un progetto che è in corso adesso, gli altri praticamente li stiamo terminando in questa fase qua, quindi c'è veramente un mondo in essere e c'è tanto da fare. In tutto questo, il tema su cui noi ci stiamo un po' concentrando poi è quello di portare i giovani ad Aquileia, di creare delle infrastrutture, perché il grande limite che abbiamo, ma questo è un limite non solo di Aquileia, di tutta la regione, è un tema di infrastrutture, non solo per le biciclette che passano, abbiamo biciclette, le varie vie, il Cammino Celeste, il Cammino Romea Strata, abbiamo siglato un accordo con il Cammino di Santi Cirillo e Metodio, eccetera, eccetera. Appunto passa questa potente ciclabile, l'Alpe Adria, però poi mancano i servizi e le strutture per ospitare. Quindi non siamo in grado poi di dare una qualità oggi ancora all'altezza di quello che Aquileia merita. Questo purtroppo è un tema storico, non è un tema che non è colpa di oggi, di ieri, è un tema, come dire, in cui dobbiamo lavorare ancora molto. Credo che questo sia uno poi dei temi su cui si sta concentrando la Regione, ma già passare dal fatto che fino a qualche anno fa si diceva dov'è Friuli, è vicino Venezia, oggi c'è comunque un claim che io sono FVG, può piacere o non piacere, queste sono scelte personali, però comunque affermiamo un'identità sul mercato e nei confronti dei terzi. Quando andiamo, noi per quanto riguarda Aquileia, ad esempio, noi adesso abbiamo la borsa del turismo mediterraneo a Paestum, che compie 25 anni, anche loro quest'anno iscrizione UNESCO, e siamo invitati in vari panel con loro, però loro ci riconoscono, ma riconoscono pian piano che, oltre che Aquileia, che chiaramente era già conosciuta, eccetera, eccetera, ma riconoscono la regione Friuli Venezia Giulia come un sito che non è solo Aquileia o pochi elementi, è una regione che vede 5 siti UNESCO, è una regione che vede delle mostre a livello internazionale, vedi
il leggio, delle mostre che vengono portate avanti, dei progetti che abbiamo in corso di vario livello che sono veramente di altissimo livello a livello italiano. Forse, se posso dire, ma è un fatto, è una critica che ci possiamo fare, abbiamo talmente tanta produzione culturale che abbiamo i prezzi tra i più bassi d'Italia. Infatti io ho fatto precedentemente all'incarico alla Fondazione Aquileia, ero presidente del Mittelfest, avevamo dei prezzi che erano un quarto dei prezzi applicati banalmente in Emilia Romagna. Perché? Perché c'è talmente una sovrapproduzione, una sovrappresenza dovuta proprio a questo sforzo importante che ha fatto la Regione in questi anni, per cui abbiamo dei prezzi veramente molto competitivi, non direi popolari, più che popolari. E questo è un tema sicuramente, come dire, da sottolineare, perché questo significa che c'è stato un investimento importante, in qualche caso viene anche criticato, perché quando vai a confrontarti magari con qualche altro soggetto che applica, faccio un esempio, nel mondo dell'archeologia, siamo stati invitati lo scorso anno in Sardegna, che ha un patrimonio anche loro pazzesco, a Barumini, che è un paesino, hanno 150.000 visitatori l'anno in un sito che è perduto, in una comunità di 1000 abitanti dove 60 persone lavorano in una cooperativa che dà un servizio pazzesco, ma il biglietto sono 20 euro per entrare a vedere il sito. Ad Aquileia si entra in Basilica con 5 euro ed è un gioiello unico mondiale. Noi non stiamo parlando di Cicicocò, stiamo parlando di gioielli unici, cioè abbiamo il museo che detiene la più importante mostra di oggetti d'ambra al mondo. Abbiamo il pavimento museo più grande d'Europa, che è il più grande dell'Occidente, cioè non solo d'Europa, oltre l'Europa, dell'Occidente, no? Abbiamo come dire, una serie di particolarità incastonate poi in un territorio che è unico e che dà proprio l'evidenza di tutto quello che può essere, diciamo, che l'offerta che viene data oggi, che è un'offerta poi, come diceva prima bene, esperienziale, che è quella a cui si punta, quella di vendere il territorio, la cultura del territorio e chi viene. Tant'è che Aquileia, il sindaco Zorino è contentissimo, chiaramente, ha il record in regione di tassa turistica. Dal 2019 al 2022 è passato da 45.000 a 145.000, quest'anno a giugno aveva già raggiunto il budget del 22, per dire, no? E questo anche perché c'è una coesistenza di altri eventi. Quest'anno abbiamo fatto circa 140 eventi fra i vari soggetti. Abbiamo un sito creato per condividere proprio, che si chiama discoveraquileia.it.com, proprio per comunicare la programmazione in maniera che quando uno viene può vedere esattamente cosa fa, cosa può fare, eccetera, a fianco dell'offerta archeologica della Basilica portata. Quindi c'è tanto, però il tema è vero, è quello della rete. Se lavoriamo in rete funziona. Tra l'altro noi siamo entrati anche con We Like Bike, il consorzio qui delle biciclette di San Daniele, e stiamo aspettando adesso di fare un progetto più strutturato, perché anche quello è un altro tema, sono temi importanti, tanti temi che devono creare rete. Più rete si fa, più siamo forti, più ci presentiamo forti, perché alla fine siamo una regione piccolina, di 1 milione di abitanti, che forse è il limite, è una forza, è il limite al tempo stesso dal punto di vista turistico. Che poi è anche un valore aggiunto, perché a meno di 100 km da Aquileia, a meno di 5 km da Tolmezzo, c'è un paesino con 340 abitanti che è nel gotha delle località dove si organizzano le mostre più belle, potrei dire, d'Europa. Abbiamo il piacere di avere con noi Don Alessio Geretti, che 19 anni fa ha ideato, come si direbbe adesso in inglese, questo concept, o meglio questo progetto detto in italiano, che da 19 anni sta accogliendo turisti da tutta Europa. Siamo arrivati a più di 500.000 in questi 19 anni, quindi il prossimo anno tappa importante, ci aspettiamo una super mostra, ma non anticipiamolo ancora. Quindi innanzitutto Don Geretti, complimenti per questa sua intuizione. Un grande lavoro, anche in questo caso comunque vi siete messi in rete, quindi non c'è solo la parte religiosa, non c'è solo la parte culturale, ma c'è anche la parte regionale che fa il suo. Però chi poteva avere questa intuizione? 340 anime, un paesello piccolino, per arrivarci col maltempo tra l'altro non è che sia così piacevole, è stata una grande sfida la sua.
Grazie di questa occasione, buonasera a tutti. Il Legio è un caso di studio da un certo punto di vista, simpatico e divertente. Appunto una comunità, un borgo delle nostre Alpi dove 150 famiglie vivono custodi delle loro abitudini e anche delle loro antiche conoscenze, memorie, leggende, un patrimonio di canto trasmesso senza scrittura almeno da 1000 anni a questa parte in maniera affascinante, suggestiva, un patrimonio di strutture architettoniche, la pieve, è un paesaggio, anche sapori, profumi, è un carattere piuttosto gradevole che smentisce il fatto che i carnici siano restii all'accoglienza, non è affatto detto. C'erano tante premesse, però arrivare ad Illeggio dopo una serie di tornanti per i quali a volte ti taglia la strada qualche simpatica volpe e ritrovarsi nel pianoro improvviso circondata dalla corona delle montagne dove nel mezzo sgorga sempre l'acqua fresca che alimenta i vecchi mulini, era un'esperienza che facevano pochissime persone. Illeggio era un nome conosciuto da chi ci abitava e da pochissimi altri, forse da qualche storico, da qualche studioso, perché aveva comunque alle spalle una storia interessante nell'ambito del territorio friulano. Oggi siamo in una situazione un po' diversa, è successo, parlando della nostra regione, che la presidente della regione qualche anno fa si è ritrovata in un convegno internazionale, poi le hanno chiesto da dove viene e dice sono la presidente del Friuli Venezia Giulia. Ah, la regione di Illeggio, le hanno detto. Naturalmente lei si è ribaltata sulla sedia perché mai si sarebbe immaginata di sentirsi dipingere in questa formula, però è indicativo appunto di quello che nel frattempo è accaduto. 19 anni di grandi mostre precedute prima da alcune piccole mostriciattole, abbiamo potuto esporre 1400 opere d'arte circa, con il lavoro di contatti e di buoni rapporti con direi 500 musei dell'Europa e anche di oltreoceano, che ormai si lamentano se non gli chiediamo qualcosa e magari un po' offesi chiamano, dicono ma quest'anno non ci avete domandato un'opera, perché se l'aspettano e hanno stima della qualità dei progetti che presentiamo, con moltissime persone che sono arrivate, molti investimenti anche in questi anni. Siamo in un contesto anche di amici di attività bancaria e quindi è anche interessante pensare che ad Illeggio sono stati attirati in questi 19 anni almeno 15 milioni di euro tra una cosa e l'altra, tra sponsorizzazioni e quello che i visitatori hanno lasciato, perlomeno nell'ambito delle mostre, senza contare tutte le ricadute nell'indotto, che si coglie anche perché chiunque viene si accorge che il paese è cambiato in questi 19 anni, che le case sono un po' cambiate, che le persone sono anche cambiate e quelle che erano un po' più rassegnate, un po' più schive, sono diventate un po' più avvezze a una certa interazione, fino alla vecchia Ustine che, vedendo un giornalista ramingo che aspettava il pullman per tornare giù, si è avvicinata con il caffè a chiedergli se almeno voleva questo. Molti giovani che hanno fatto da guide, che si sono formati, hanno vissuto un'esperienza interessante e trasformante per la loro persona. È stato importante per parecchi di loro. Insomma, un esperimento sicuramente simpatico. Tra i vari effetti ho celebrato tanti matrimoni anche, tra guide e visitatori, tra paesani e alcuni che sono passati di lì. L'ultimo il 16 luglio scorso con uno dei più resistenti del paese, però una giornalista austriaca è venuta 4 anni fa a farmi un'intervista, poi è tornata perché il paese, la mostra gli era piaciuto tantissimo, è tornata. Il terzo anno, oltre al paese e alla mostra, si era accorta di questo ragazzo e in quest'estate li ho sposati.
Quindi eventualmente se dovete sistemarvi, fate un Il giro, contesto è quello giusto. posso mettervi in contatto con qualcuno che passa di lì. Davvero è un piccolo caso di rivitalizzazione. Allora, in un contesto del genere a me parrebbe interessante non ripercorrere le mostre o le opere d'arte, eccetera, ma i criteri con cui abbiamo cercato di ragionare e di agire, che vi dico molto brevemente, molto velocemente, anche se sono 7 e secondo me sono utili perché non valgono solo lì, ma valgono dovunque si voglia tentare di far fiorire qualcosa in un ambiente dove non te lo saresti aspettato. Il primo elemento decisivo è stato avere obiettivi grandi. Un obiettivo sociale grande, per esempio, volevamo dare il segnale che in un paese a prima vista destinato alla depressione, allo spopolamento, alla demoralizzazione e alla memoria nostalgica era possibile invertire la tendenza. E in questo senso abbiamo voluto farlo lì e non in un centro più grande, non a Tolmezzo, perché era proprio questo interessante, che in un paese dove la strada finisce e dove la gente non vedeva prospettive si potesse fare l'esatto contrario di quello che tutti si immaginavano. L'obiettivo grande anche culturale, perché ci stava a cuore portare lì le opere più belle possibili. Non ci siamo mai detti che in un paese piccolo di una periferia si deve portare opere semi sconosciute. Abbiamo sempre pensato che Caravaggio, Rubens, Tiziano, Canova, Picasso, Monet possano tranquillamente essere portati in Friuli in qualunque posto, basta volerlo e creare le condizioni. Non dobbiamo essere noi i primi a pensare in piccolo nella partenza, dobbiamo sempre avere un obiettivo alto. Naturalmente per noi è anche importante l'obiettivo alto spirituale, cioè ci interessa che le mostre, oltre ad essere belle, facciano bene, diano da pensare, riattivino domande, risveglino vite spirituali, perché in fondo l'arte esiste a questo scopo nella vicenda dell'umanità. E quindi, tenendo conto che la nostra specie è connotata da un aggettivo interessante, noi non siamo l'Homo habilis che ci ha preceduto di parecchie decine di migliaia di anni nella storia, noi siamo l'Homo sapiens, ciò che ci connota e che ci mette in movimento appassionante è la ricerca del senso di fondo di tutte le cose e su questo bisogna puntare, la cultura esiste per questo motivo. Poi ci servono anche altre faccende, ma questo è ciò che ci muove maggiormente. Oltre all'obiettivo grande è necessario, avere un effetto spiazzante. Quando le persone salgono in leggio, anche quando i prestatori portano le opere, a metà strada si fermano telefonando a chi li ha spediti per dire che evidentemente deve esserci un errore. Poi continuano, poi si chiedono ancora più perplessi: ma dove siamo finiti? Ma come fanno qui a pretendere di fare una cosa del genere? E dopo un po' che entrano se ne vanno felici con la percezione che è proprio questo che funziona, far trovare un diamante in un posto dove non ti saresti minimamente aspettato tutto questo. E tra l'altro, dopo che hai guardato lo splendore del diamante, ti accorgi che anche i suoi dintorni sono non meno attraenti, non meno avvincenti. E tutto il Friuli è fatto così, tutto. Quindi questo effetto un po' spiazzante è molto, Il secondo punto. molto decisivo. Terza cosa fondamentale è che ci sia un paese. Non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto se il Legio non fosse quello che è, un luogo che ha un'anima e anche un affiatamento importante. Potrebbe anche non esserci un paese, diciamo, dietro certi eventi, ma in ogni caso ci deve essere una compagnia. Le cose fatte da singoli protagonisti tengono fino a un certo punto, se non c'è una seria, affiatata e intraprendente compagnia.
e le mostre di illeggio sono mostre di comunità, non sono fatte da alcuni tecnici in un luogo che le ospita, sono proprio fatte dal paese e i volontari, le persone che ci operano sono espressione di questo effetto compagnia, che anche questo è molto decisivo. Sicuramente serve un'organizzazione adeguata, una certa governance, una certa attenzione amministrativa, cioè non si possono fare cose così impegnative alla buona, puoi anche iniziare per scherzo o per scommessa, ma poi tutto deve prendere un assetto molto serio, e devo dire che da primo esperimento un po' audace, un po' timido, abbiamo dovuto di fatto diventare una vera e propria impresa, anche se non siamo tecnicamente tali, però lo siamo nell'assetto, nelle logiche, nelle attenzioni, nei criteri, anche perché gestire un evento molto complesso lo esige necessariamente. Un aspetto non secondario è quello della comunicazione. Noi friulani facciamo cose magnifiche, ma non siamo così abili se provvisoriamente facessimo abitare il Friuli dai napoletani, sarebbe fatta. Sarebbe fatta. Perché a volte non ci crediamo noi, cioè ci sembra di esagerare un po', di essere un po' invadenti, un po' eccessivi, e non è così. Allora la convinzione e l'abilità strategica nel farci conoscere serve. E quando dico comunicazione non intendo dire soltanto mass media, web o cose del genere, intendo dire che bisogna anche andare a certe porte e presentarsi parlando ai massimi interlocutori al mondo di tutti i campi, dicendo: ma lei ancora non ci conosce? Allora bisogna che venga assolutamente, e uno dietro l'altro farli venire con la sensazione che hanno perso un'occasione a non esserci già stati prima. Anche questo serve. Infine, una rete di grandi alleanze è preziosa. Noi abbiamo per esempio cercato di coinvolgere tante aziende, imprese, studi professionali, eccetera, perché diventino ambasciatori di illeggio, e non solo e non tanto perché ci sostengano a livello di sponsorizzazione o cose del genere, ma proprio perché abbiano piacere di portare i loro amici, i loro clienti, i loro consigli di amministrazione, la realtà della loro azienda in visita da noi, e facciano conoscere ai loro amici questo piccolo gioiello, perché a volte abbiamo dei tesori sulla porta di casa e noi siamo i primi a ignorarli con una incomprensibile pigrizia e inerzia mentale. Allora cercare di mettere in moto invece anche i nostri era secondo noi importante, come sono importanti le alleanze di tanti altri tipi. Così piano piano è stato possibile il miracolo di Illeggio, perché in fondo di un vero e proprio miracolo si deve parlare. Non è infine indifferente, perché vi avevo detto 7 elementi, ve ne ho detti 6, la qualità di quello che si propone. Perché, fra virgolette, il prodotto che tu promuovi e offri non deve deludere le aspettative, e la qualità è fatta di opere belle, di temi interessanti e di ragazzi preparati che sanno accogliere in modo degno tutti i visitatori. Se su questo ci fosse un calo, si potrebbe distruggere velocemente quello che con tanta pazienza si è costruito. Mai fare un errore del genere. Ci ha fatto una grande lezione, Don Alessio. E con questa semplicità si vorrebbe pensare che sia un modello replicabile. Effettivamente, con i consigli che ci ha dato, potrebbe anche essere. Prima Casa FVG tiene a sviluppare incontri come quello di oggi, proprio per trasferire al pubblico la consapevolezza, ma anche lo stimolo a diventare protagonisti di progetti come quelli dei quali state parlando. Dottoressa Del Bianco, effettivamente Don Geretti ha accennato a un tema annoso, che insomma diventerà sempre più
prepotente sul territorio, che è quello dello spopolamento della montagna, e quindi ha dato chiaramente un esempio di come si possa ovviare allo stesso grazie alla cultura. Si può immaginare che diventi quindi, con tutte le premesse che ha fatto Don Geretti, un progetto, una best practice, chiamiamola così, replicabile poi, ma anche per coinvolgere quei giovani che altrimenti fanno la loro valigetta, se ne vanno, lasciano territori indescrivibilmente belli, come ha descritto prima in maniera veramente precisa Don Geretti, e che solo attraverso spunti, attraverso occasioni così importanti, non solo arrivano turisti, ma chi ci abita matura la consapevolezza davvero di vivere in un ambiente privilegiato, e forse quella valigia magari la ripone nell'armadio e vengono meno tanti altri problemi che sarebbero la conseguenza dello spopolamento. Quindi può la Regione pensare di coinvolgere un numero sempre maggiore di amministratori per arrivare a replicare il progetto di Illegio nella montagna del nostro territorio? Allora, questo è un tema, diciamo, che richiederebbe, posso dire, diciamo, una serata proprio dedicata. Allora, il modello di legge è un modello, diciamo, particolare, quindi, diciamo, ecco, esatto. E non è che non sia replicabile, ma diciamo è limitatamente replicabile. Noi abbiamo diciamo, delle eccellenze che abbiamo collocato e che abbiamo sostenuto, che stiamo continuando a sostenere in alcuni luoghi della nostra regione. Sono quelli che abbiamo denominato un po' i contenitori culturali e creativi. Uno è la centrale di Malnisio, un altro è il nuovo museo del fumetto a Pordenone, poi abbiamo l'International Talent Support a Trieste che si occupa di moda. Ci sono, diciamo, non dei luoghi fisici, anche dei luoghi fisici, ma delle eccellenze particolari, senza parlare di tutto quello che è il mondo dei festival che tutti conosciamo. Allora, il tema dello spopolamento e dei borghi, dei luoghi isolati, è un tema che, diciamo, anche nell'ambito di quella che è la programmazione del PNRR, è un tema che è, diciamo, al top dell'agenda. Perché? Perché tutti ci rendiamo conto che, diciamo, le città d'arte, diciamo, le top di gamma, le prime 10 in Italia, le prime 20 in Italia, stanno diventando invivibili. Io sono stata lunedì e martedì per lavoro a Firenze e vi devo dire che non sono riuscita a prendere un taxi. Abbiamo fatto un servizio tra l'altro la sera nel TG. Ecco, io non ci potevo credere, oltretutto siccome mi sono infortunata qualche mese fa, non posso neanche camminare tanto, quindi ho detto ma come faccio a muovermi? Ho dovuto prendere il mio trolley e andare a piedi in albergo, perché c'era una fila che più o meno, diciamo, penso avrà preso un'oretta. Ecco. Lunedì ho lavorato, martedì mattina avevo 3-4 ore disponibili, ho detto beh, vado alle gallerie dell'Accademia. Non è possibile perché c'è una fila interminabile. Dico va bene, faccio 2 passi, vado al Battistero. Non è possibile. Quindi quel modello, diciamo, di luogo d'arte è un modello che sta andando prepotentemente in crisi, anche da un punto di vista della sostenibilità economica, perché non ci si può più permettere un albergo in centro a Firenze. Cioè, sono cifre che una famiglia normale, diciamo, non si può permettere. Allora, questo che cosa significa? Non significa che non possiamo andare o che i nostri figli non potranno andare una volta nella vita, 2 volte nella vita a vedersi Firenze, perché insomma sarebbe incredibile dirlo, però significa che noi dobbiamo riscoprire quelle che, diciamo, anche Don Geretti ci ha benissimo illustrato, le eccellenze che abbiamo nei territori, e su questo si sta facendo uno sforzo importante. Ci sono 2 grosse iniziative finanziate dal PNRR che riguardano proprio la riqualificazione dei borghi nelle aree interne. E queste iniziative che sono finanziate e che noi speriamo vengano ulteriormente finanziate con i fondi del PNRR, che sicuramente residueranno perché non riusciremo a spenderli tutti, non noi dico ma altri settori, diciamo, su cui oggi gravita il fondo. E, dicevo,
questa iniziativa di riqualificazione dei borghi sono state diciamo, indirizzate sulla chiave culturale, cioè che cosa si vuole fare? Non si è scelto di riqualificare i borghi in chiave economico, diciamo aziendale, non si parla soltanto di insediare diciamo, imprese, sì, anche di insediare imprese, ma di lavorare per una riqualificazione in chiave culturale. Questo che cosa significa? Significa che bisogna fare dei percorsi partecipativi con le comunità per costruire progetti che abbiano una sostenibilità nel tempo, perché non qualunque progetto può stare in qualunque luogo. Ogni luogo ha la sua identità, ha le sue capacità, ha un suo destino, diciamo, scritto un po' nella sua storia, e quindi non si può mettere in qualunque luogo qualunque cosa. Negli ultimi anni si è finalmente, anche da un punto di vista giuridico, cominciato a capire che lo strumento chiave, lo strumento che può fare la differenza per questo tipo di progetti è il partenariato. Cioè non possiamo più pensare che abbiamo bisogno di fare un servizio di accoglienza, di visite, di magari di promozione dell'artigianato di quella zona, di promozione del prodotto tipico di quella zona, facendo una gara per individuare il gestore migliore. No, dobbiamo lavorare a partire da un progetto che viene dal territorio e che viene assunto dall'amministrazione, assunto dal pubblico, finanziato, sostenuto e portato avanti. Dico finalmente perché ovviamente è una conquista che dal punto di vista giuridico è una grande conquista, ma che arriva tardi, perché per tanti anni abbiamo faticato a introdurre modelli di gestione un pochino diversi da quelli molto rigidi dell'appalto. Vi parlo da giurista perché io diciamo, sono una laureata in legge, mi sono diciamo, specializzata nell'ambito dell'amministrazione, però ho sempre avuto un po' la passione dell'ambito culturale e ho scelto di entrare nel settore culturale perché diciamo, ho sentito quanto bisogno avessero gli operatori culturali di avere una guida, di avere strumenti adeguati per poter attuare i loro progetti. E gli strumenti sono sempre stati, li ho sempre sentiti molto inadeguati rispetto allo scopo. Quando si parla spesso di eccezione culturale, non so se ne avete mai sentito parlare, contro cui si scaglia tanta parte diciamo, di una certa visione diciamo, giuridica del sistema pubblico, in realtà si parla di qualcosa di estremamente importante. Quando si opera in ambito culturale, se ne rendono conto tutti coloro che ci stanno dentro con i piedi e le mani tutto il giorno, si fa un'enorme fatica a utilizzare i modelli giuridici, i modelli diciamo, amministrativi classici, perché un soggetto pubblico che organizza una mostra produce una quantità di atti incredibile. Quindi il modello partecipativo è un modello che finalmente ci aiuterà diciamo, a superare queste difficoltà. E il modello partecipativo è quello che secondo me può fare la differenza proprio nei luoghi più isolati, perché partire da un progetto della comunità, e mi ritrovo molto nelle parole di Longeretti, che parla di compagnia, che poi tra l'altro evoca anche la compagnia d'arte, diciamo, il gruppo di persone che lavorano, quindi partire da un progetto della comunità, magari stimolato ovviamente da chi sa diciamo, farlo, e costruire un progetto di valorizzazione in chiave culturale di un sito è probabilmente lo strumento per vincere anche queste difficoltà che ovviamente i territori isolati vivono ogni giorno. Ripeto, alcuni progetti molto interessanti nel nostro territorio sono stati finanziati, abbiamo 5 borghi che stanno lavorando su questo tema, che tra l'altro avranno un finanziamento aggiuntivo anche per l'insediamento di imprese in questi borghi. Credo che sia una strada giusta da portare avanti e anche a livello regionale da sostenere, perché noi abbiamo tanti borghi che potrebbero sicuramente candidarsi. Grazie dottoressa, in effetti è così, si dice che chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. Noi per fortuna possiamo dire di avere entrambi, quindi sarebbe davvero un peccato sciupare queste opportunità.
Secondo giro di domande, poi ricordo al pubblico che come sempre il Prima Casta organizza anche un momento conviviale, quindi ci sarà la possibilità anche di brindare, di degustare qualcosa di assolutamente buono e poi continuare a scambiare qualche chiacchiera e parole, qualche informazione insomma in più rispetto a quanto i nostri ospiti riusciranno a dire qui sul palco. A noi interessa molto il risvolto, peraltro avete già accennato, della vostra attività sul territorio, anche in termini occupazionali, che è diventato il tema più importante, diciamo, del quale si parla su tutti i media. Non c'è trasmissione televisiva che non parli di occupazione, disoccupazione, poi ovviamente anche di spopolamento, tutto quello che consegue il fatto che non ci sia occupazione. Si parlava di compagnia. Come sta reagendo la comunità di Aquileia al grande lavoro che state facendo? Io ricordo, mi piace ricordare alle mie ragazze ogni volta che andiamo a Grado e ci fermiamo spesso ad Aquileia, dico, pensate che quando ero piccola 30 anni fa qui era pieno di galline, cioè mi ricordo che c'era il contrasto di questi preziosi resti con le galline che appunto ci stavano sopra. Immagino che sia maturata anche negli abitanti la consapevolezza di questa crescita, o una crescita che forse li ha colti di sorpresa, non erano preparati e quindi non sanno come reagire. Diciamolo chiaramente, non ci sono segreti. Sorridiamo perché l'Anna ha subito, diciamo, un po' questo passaggio traumatico, perché la fondazione, ad esempio, non è stata vissuta nelle prime fasi in maniera facile e quindi è servito del tempo. Sicuramente oggi 15 anni hanno comunque creato una cultura diversa, sicuramente il coinvolgimento, e questo è un dato quando si parla di compagnia, di territorio, della comunità, è importante condividere col territorio i progetti, e la non abitudine poi crea dei contrasti. Io ad esempio ho fatto, come abbiamo fatto all'inizio dell'anno, una riunione con la comunità, adesso col piano di gestione abbiamo fatto una riunione che è stata molto accesa per tante cose, perché ci sono tematiche, abbiamo le varianti a est che stanno per saltare la strada sul foro, eccetera, eccetera. Sono tutta una serie di problemi, diciamo anche un po' più grandi di noi in certi casi, e la comunità chiaramente, come dire, in qualche caso reagisce positivamente, in qualche caso meno. Però devo dire che sicuramente è cresciuta questa consapevolezza. Il dato vero è che bisogna mantenere un contatto, ad esempio appunto in questa occasione del piano di gestione, che abbiamo fatto diversi incontri con i vari soggetti portatori di cultura, imprese e quant'altro sul territorio, abbiamo condiviso quelli che sono i progetti, perché il sapere che c'è un percorso dove si sta andando per un'azienda, per un soggetto che vive lì, sa anche che può investire su questa cosa qua. Noi stiamo cercando ad esempio di sollecitare la nascita di cooperative di giovani che siano in grado di gestire, perché ad esempio abbiamo degli immobili che sono stati abbandonati, che richiedono degli investimenti per essere messi a posto, ma che potrebbero essere messi a sistema per dormire, per chi passa in bicicletta, per attività di manutenzione delle biciclette. Insomma, faccio esempi veramente banali e su cui ad esempio la fondazione può mettere posto questi immobili e darli a gestione a delle persone, chiaramente non a gratis, ma sicuramente creando un circolo. Quindi la comunità devo dire che è cresciuta molto, c'è un confronto sicuramente importante, è un grande laboratorio, un grandissimo laboratorio dove ci sono tante spinte, comunque la maggior parte positive, rimane qualcuno, diciamo, che vive ancora questa cosa in maniera vecchia, fra virgolette, che non capisce, diciamo, questo passaggio, che però chiaramente fa parte di tutti quei passaggi. Insomma, chiaramente serve del tempo per rendere, fare la comunicazione anche spicciola, immediata, è importantissima, perché chiaramente molte volte basta veramente la battuta, basta aprire la porta, spiegare cosa si sta facendo, cose banali che danno il senso. Abbiamo grandi progetti che capisco che si fa fatica a comprendere il senso. Abbiamo ad esempio Fondazione sta portando avanti adesso un grande progetto del futuro, il collegamento est-ovest, cioè valorizzare il porto, l'ultimo restauro della via sacra del 1937, e oggi il collegamento est-ovest tra l'area del porto, le grandi terme, il Sepolcreto,
quindi creare anche un percorso virtuoso, diciamo, su tutto l'area dei siti è la sfida del futuro fondamentalmente, come anche gli scavi che facciamo con l'università. Abbiamo 5 università dove arrivano ragazzi, persone che vivono durante l'estate lì, fanno è un investimento importante della fondazione, perché siamo noi che come dire, investiamo in questo tipo di percorsi per rendere sempre di più visibile, diciamo, il patrimonio che è nascosto. Però è chiaro, è un lavoro che richiede tempo, non è una cosa immediata, sicuramente da quello che era la visione di criticità che ha trovato l'Anna quando ha creato la fondazione nel 2008, sicuramente molte di queste criticità sono sparite, però, come dire, banalmente certi comportamenti, soprattutto io, cioè, sono chiaramente delle cose che nascono, bisogna avere anche l'umiltà di fare gruppo, di fare sistema, magari ogni tanto, diciamo, come dire, mettendo da parte i personalismi che purtroppo sono una caratteristica un po' ovunque, ma io mi unisco a quello che dice bene Monsignor Geretti sul fatto che da friulani siamo un po' crudi in questo, nel senso che da una parte stiamo sotto traccia, non ci vogliamo far vedere, dall'altra parte però abbiamo delle personalità che non si mettono in discussione molte volte, quindi questo, non mettersi in discussione, non confrontarsi, poi crea problemi. Quindi se ti trovi due che non vogliono confrontarsi, alzi i muri. E quando hai fatto i muri, prima di rimetterli giù, serve tempo. Quindi ecco, è un lavoro che richiede tempo, è un lavoro che richiede comunicazione, è un lavoro che richiede collaborazione, rete, sistema, quindi è un lavoro quotidiano. Quindi è un qualcosa che, però, devo dire, personalmente io sono soddisfatto di tutto il percorso che è stato fatto, lo si vede perché chiaramente, diciamo, i risultati non solo numerici di chi viene e quant'altro, ma anche dell'apprezzamento delle attività che vengono portate avanti c'è molto da fare sicuramente e stamattina proprio eravamo in un liceo a presentare a un liceo quello che sta facendo Aquileia con tutti i vari soggetti, perché ci presentiamo tutti assieme, Basilica, musei, fondazione, comune, per dare un segnale che c'è un sistema che si muove e che sta creando. E quindi questo per dire ai ragazzi: guardate che avete un territorio su cui potete pensare per il vostro futuro, perché dobbiamo iniziare da lì. sì. A dare Da un quando messaggio studia, forte, certo. sì, perché io posso anche decidere quello che mi piace, però alla fine se non vedono loro le cose del loro futuro io posso parlare quanto voglio, quindi è importante che loro percepiscano e si costruiscano un'idea chiara e questo parte da una comunicazione, appunto, partendo dalle scuole, partendo dall'asilo. Abbiamo avviato le visite teatralizzate con i bambini delle elementari per spiegargli cos'è l'impero romano, cioè sono tutta una serie di temi per avvicinare in maniera diversa in un mondo oggi liquido dove imperversa una comunicazione, parlavamo prima con l'Anna, tutta spacchettata, tutta sul cellulare, la gente non si parla e quindi riuscire a come dire, trasferire un qualcosa di vecchio, fra virgolette, in un mondo che corre in una velocità tripla a quello che noi percepiamo fondamentalmente, è la vera sfida, e su questo bisogna continuare a investire sui giovani. Certo, la speranza è proprio che questo sistema riesca a stare in piedi con le nostre risorse, con professionalità che vanno costruite possibilmente all'interno della nostra regione, visto che la qualità della vita in Friuli Venezia Giulia è veramente invidiabile. È interessante lo spunto anche della soluzione cooperativistica di questo mondo, che non è la prima volta che emerge a giovedì. Prima di tutto, Presidente, dovremmo dedicare un incontro anche a questo tema, proprio perché i giovani spesso neanche conoscono il sistema e pensano che per dover fare un'attività ci voglia un investimento esagerato, che non ci sono le risorse, quindi magari lasciano stare e poi si sciupano così delle possibilità incredibili. Non abbiamo affrontato il tema del mecenatismo. Si sa che la Chiesa nel nostro paese, se non altro ne abbiamo una testimonianza a San Pietro, custodisce opere che altrimenti insomma non saremmo stati in grado di conservare, di esporre come lo sta facendo la Chiesa adesso.
Però non è che sia appannaggio solo della Chiesa il fatto di poter dare risalto a opere di questo livello. Io credo che il suo ruolo anzi vada oltre il suo impegno nella Chiesa in quello che ha fatto a Ellegio. Però penso anche che siano state sensibilizzate aziende come anche prima Cassa FVG che ovviamente per la stima che hanno nei suoi confronti, ma anche perché hanno creduto nel progetto e continuano a farlo, sostengano anche l'amministrazione regionale, le iniziative dell'amministrazione regionale e anche quelle di privati come nel suo caso. Cioè c'è ancora questa sensibilità, per fortuna. C'è assolutamente questa sensibilità e devo dire che di anno in anno l'ho vista crescere e irrobustirsi, non regredire o stancarsi, anzi ci sono amici, aziende, realtà che ne portano altre per la successiva edizione. Questo vuol dire che si coglie come la cultura sia un volano, per esempio parlando del nostro settore di azione, che in realtà sia un catalizzatore di sviluppo e quando anche non fosse immediatamente un catalizzatore di sviluppo economico nel senso stretto del termine, genera un'attitudine positiva nelle persone. Quando le persone sono in un'attitudine positiva fanno meglio tutto il resto che devono fare, ma quando sono in un'attitudine negativa e rassegnata faranno male anche le attività che devono fare per sopravvivere. Per cui non è irrilevante che nelle nostre comunità ci sia vita, perché la vita genera lavoro migliore. E non è irrilevante che nelle nostre comunità ci siano realtà che fanno lavorare perché il lavoro genera vita migliore. È un circolo virtuoso che si può anche purtroppo smontare al contrario facendo invece deprimere determinati ambienti. Allora, forse alcune imprese ci sostengono perché si accorgono delle ricadute del cosiddetto indotto, altre semplicemente per amore dell'altre, altre ancora perché si accorgono del bene di fondo che l'incontro con esperienze motivanti e significative fa a tutti e magari stimola la fantasia, la creatività, l'intraprendenza. C'è poi una dimensione educativa che non va trascurata. Noi in questi quasi 20 anni abbiamo formato tanti ragazzi. Non è detto che dopo 5 anni, dopo 10 anni siano ancora lì a fare le guide, però quello che hanno vissuto li ha segnati per tutta la vita. Io me li sono portati a San Pietroburgo, a Londra, a Madrid, a mettere su mostra ai musei vaticani, come se fosse la cosa più ovvia del mondo, e spesso gli dico anche più potete andare ad aprire la mente, a fare esperienze grandi, fatele. Poi tornate magari ad aprire la latteria in un paesino della Carnia, ma andate prima a rendere grande la vostra mente e la vostra anima e a pensare cose audaci, perché così si potrà fare qualcosa di significativo anche qui. E io ne ho visti fiorire, io ho visto ragazze che alla fine delle superiori, quando finiva la mostra, erano un po' in crisi perché avevano fatto 5 mesi da guida in maniera appassionante, bravi, preparati, non avrebbero mai immaginato in vita loro che l'arte gli interessasse e che gli interessasse la teologia dell'arte. Si sono dovuti sorbire me che gliele insegnavo tutte e due e poi le hanno trasmesse in maniera straordinaria. Verso la fine della mostra, mese di settembre e ottobre, un po' in crisi perché dovevano decidere che ramo prendere all'università, ma devo fare l'infermiera oppure devo fare giurisprudenza oppure un po' così, e io le vedevo e le dicevo, ma senti, ma non hai visto che cosa ma non vedi che sei fatta per questo? Buttati in questa direzione. E oggi le hanno assunte alla Fondazione Prada a Milano, per esempio, e sono felicissimi e capacissimi. E la cosa più divertente è che nel penultimo colloquio fatto per assumere alla Fondazione Prada, gli hanno domandato, ci racconti le sue esperienze? Ma io ho fatto la guida in una piccola realtà in Leggio. Ah, allora venga assolutamente domani a lavorare. Cioè, questo incoraggiare ambienti
che aiutano i nostri giovani a pensare qualitativamente in modo serio e audace è necessario, perché se pensano soltanto a garantirsi il minimo indispensabile per soddisfare un paio di appetiti, facendo poca strada tutti i giorni, noi non abbiamo forgiato una classe che possa far brillare il Friuli di domani. Abbiamo soltanto creato dei potenziali accomodati con i quali non si fa un granché. Invece dobbiamo generare dei giovani che siano audaci e capaci. Questo può aprire strada. Grazie Don Geretti. Adesso chiederei a ognuno di voi delle informazioni pratiche. Per esempio, partiamo dalla dottoressa Albianco, che ho visto che però si è anche annotata qualcosa, quindi forse voleva aggiungere qualcosa a quello che era stato detto. No, beh, Sì, sì, lo può fare tranquillamente, no, certo. una cosa semplice, diciamo, siccome si è parlato, diciamo, di progetti grandi, allora io condivido molto questa idea. Io lavoro, diciamo, da un po' di anni, ho iniziato nel 96, ho iniziato a fare il segretario comunale in un comune piccolissimo e quindi, diciamo, mi sono misurata, diciamo, con il comune piccolo, con il comune un po' più grande, con la provincia, con la regione, con gli enti del territorio, con una fondazione partecipata, quindi, diciamo, ho messo un po' le mani dappertutto, cioè dappertutto, insomma. In tanti luoghi, diciamo, dell'amministrazione ho sempre diciamo, avuto questa convinzione, che posso dire, diciamo, dopo quasi 25 anni di lavoro è rafforzata, che se un progetto è grande, guarda avanti, ha degli obiettivi chiari, alla fine, diciamo, se si ha la tenacia e, diciamo, la caparbietà di portarlo avanti, alla fine si va. Le risorse si trovano, il modo per andare si trova, il modo per abbattere le resistenze si trova. Ci vuole un po' di caparbietà, ma se il progetto è grande non c'è niente, cioè non c'è niente, non ci sono ostacoli reali. Anche il problema che spesso cioè c'è un po' un modo che sentiamo dire sempre, ma non ci sono le risorse, non ci sono i soldi, non si riesce. Non è vero. Se, diciamo, si ha la tenacia di andare avanti e di portare avanti progettualità di lungo periodo, di medio-lungo periodo, sono progetti che alla fine trovano i finanziamenti, trovano il sostegno e riescono, diciamo, a realizzarsi. Quindi, ecco, l'invito è, anche io lo faccio, a guardare avanti, perché purtroppo spesso nell'amministrazione noi siamo chini, diciamo, sul quotidiano, perché siamo un po', diciamo, gravati da tantissime emergenze, da cose che dobbiamo gestire nell'immediato. Tutti quanti dobbiamo avere la capacità ogni tanto di sollevare lo sguardo e chiederci dove vorremmo che questa regione, che la cultura della nostra regione fosse fra 30-40 anni, perché poi arrivano in un lampo e non ce ne rendiamo conto. La seconda cosa che volevo dire è che diciamo, si è parlato della nostra regione come diciamo, una regione un po' ai margini, che ha fatto tanta strada in questi ultimi anni. Io credo che, diciamo, questa particolarità della nostra regione è un elemento assolutamente positivo in termini di capacità di sperimentazione. Noi possiamo essere un luogo in cui si fanno laboratori per modelli nuovi di gestione, fondazione a cui lei è stato uno, ce ne possono essere altri. Non siamo diciamo, sotto i riflettori, quindi a volte riusciamo a costruire diciamo, progetti e modalità gestionali un po' audaci, e riusciamo a portarli avanti in maniera, anche a livello nazionale, in maniera un po' più efficace, perché non è che tutti guardano ogni giorno che cosa succede a Trieste o a Udine, mentre Roma, Firenze, Milano, insomma, sono un po' più sotto gli occhi, sotto i riflettori. Quindi noi abbiamo questa capacità, possiamo fare laboratorio, possiamo costruire modelli e anche, diciamo, impegnarci in progetti nuovi e creativi.
Ultima cosa, siamo una regione periferica, però ricordiamoci che oggi siamo al centro dell'Europa. Nel 2025 Nova Gorica e Gorizia saranno le prime capitali transfrontaliere della cultura europee. Non c'è mai stata fino ad oggi una città, diciamo, cioè un progetto transfrontaliero di due città, di due stati diversi che diventano capitali della cultura. Questo è un evento straordinario, un momento un'occasione che non avremo più nei prossimi 50 anni probabilmente, perché una capitale europea è un'occasione veramente straordinaria. Noi saremo per sempre la regione che ha avuto una capitale europea della cultura, perché è vero che si dice che Matera è stata capitale europea della cultura nel 2019, ma lo sarà per sempre, e quindi anche noi assieme a Nova Gorica e Gorizia lo saremo per sempre, perché siamo al centro della nuova Europa. Quindi quello che era un tempo, no? La nostra, un po' il nostro limite, questo essere, non so, ai margini, no? Dell'impero, oggi ci proietta in una dimensione completamente nuova, e questo per i giovani, per le nuove generazioni, è un'occasione straordinaria. Grazie dottoressa. Nell'accogliere l'invito che ci è stato rivolto chi velatamente, chi direttamente, di scoprire meglio la nostra regione, se una volta si diceva ma non serve che tu vada all'estero, rimani in Italia che c'è tanto da vedere, si potrebbe dire non serve che tu vada a Firenze e a Roma, fallo una o due volte nella vita, ma scopri meglio quello che c'è nel Friuli Venezia Giulia, perché davvero per 365 giorni ogni giorno si potrebbe scoprire qualcosa di diverso. E per questo chiediamo, prima Corciullo lei parlava di questa guida, vogliamo comunicare ai nostri ospiti come si può avere, poi dare dei riferimenti. Prima parlava anche di un'altra iniziativa, così proprio per i prossimi weekend. Ecco, il podcast a cui lei a Città Frontiera inizia ora il tuo viaggio, quindi lo si può fare anche da remoto. Sì, sicuramente, anzi credo che prepararsi a visitare Aquileia sia un obbligo, perché ci sono tante cose, quindi chi arriva deve un minimo prepararsi. Oggi visitare Aquileia, per farlo bene, servono dalle 8 alle 10 ore minimo, e quindi il consiglio che noi diamo è di stare almeno 2 giorni, arrivare il pomeriggio, godersi una serata, bere un buon bicchiere di vino, mangiare, poi il giorno dopo devi partire la mattina e fare la giornata a visitare il sito, partendo dal museo, perché il museo oggi è il cuore di tutto il percorso di Aquileia, che danno immagini. Quando si entra dentro il museo c'è la mappa che fa vedere cos'era Aquileia dentro l'Europa, cosa ha creato Aquileia in Europa e cosa è stato per non solo il nostro territorio, perché questo è, secondo me, e qui mi aggancio a quello che diceva Don Geretti, il limite forse che noi friulani abbiamo visto sempre Aquileia un qualcosa come di legato al patriarcato, cioè una cosa piccola, ma non era piccola, questa è una roba grande, più grande di noi, e questa cosa qua oggi dobbiamo riprenderla in mano in maniera forte, perché questo è un tema di identità, un tema di radici, un tema di dove siamo collocati. Quindi il tema della guida, questa è la prima guida, l'ultima guida su Aquileia era del 1920 del dottor Brusini, e quindi con Elena Comessati è stato dato un incarico per fare una guida, lei ci ha lavorato 2 anni, che racconta l'Aquileia di oggi non solo sulla parte culturale e archeologica, ma anche sul territorio. Il comune di Aquileia è un comune grandissimo, arriva sulla Gronda di Grado, ha tantissimi, come dire, una qualità enogastronomica importante, ha tante cose di più di quello che sostanzialmente sono la parte culturale, che rischia magari di essere dominante nella comunicazione. Quindi è un tema di esperienza, quindi questa è una guida esperienziale per far vivere il territorio, quindi dare un senso di cosa si può fare. Poi i podcast, invece, abbiamo sfruttato la legge 77 sui siti UNESCO e abbiamo avviato questo progetto, che è un progetto di alto livello, fatto con la miglior società di produzione di podcast nel mondo archeologico, e quest'anno adesso li presentiamo proprio in un concorso a Paestum. Sono 10 puntate, ne faremo altre, abbiamo iniziato questo percorso, però chi lo vuole lo può scaricare, se lo ascolta in auto, quando vuole, ed racconta delle tappe, dei momenti della storia, quelle a partire
da 10 anni prima di quando venne fondata, quando venne mandato un tribuno, cominciare a capire in un territorio acquitrinoso e pieno di zanzare per andare a creare quelle che sarebbero state le basi di Aquileia, quando Roma decise di farla diventare una città, un avamposto dell'impero su questa parte orientale dell'impero, e da lì poi le varie fasi fino ad arrivare al Milite Ignoto, che è un altro momento storico. Paolo Mieli l'ha definito il più alto momento di unità nazionale dell'Italia del 1860, ed è un qualcosa, infatti il film La scelta di Maria ha ripreso questo momento storico che chiaramente la nostra memoria selettiva e corta dimentica o ha dimenticato. È stato fatto un grande lavoro che questo oggi ha portato e sta portando ad esempio un turismo particolare. Il turismo, ad esempio, quando sono stato quest'anno alla Donata degli Alpini, sono venute 15 bande, hanno chiesto di suonare su Piazza Capitolo in onore del Milite Ignoto, o comunque delle 10 salme che sono rimaste nel cimitero d'Aquileia. Una è giù a Roma, appunto all'altare della patria, e da lì, ad esempio, la vecchia stazione dove è partito il Milite Ignoto, che era distrutta, e sono arrivati i fondi, perché come dice giustamente Rano, bisogna guardare avanti e andare a battere le porte, perché i soldi ci sono, è un problema di progetti, il più delle volte, e fondamentalmente verrà messa a posto, verrà creato un museo del Milite Ignoto con una ricostruzione, e quindi questo è, come dire, è questo arco temporale di 2200 anni che sono, di cui noi siamo veramente un'unghia, una cellula, proprio siamo niente rispetto a questa storia che è la potenza di Aquileia. E quindi ecco, i podcast raccontano queste tappe, e oltre questo c'è tutta una serie di attività, come dicevo prima. Durante l'estate ci sono i venerdì dove è aperto fino tardi, fino alle 11 di sera, le domeniche, le prime domeniche del mese il museo è gratuito, c'è molta attività per le famiglie, per riuscire, diciamo, ad andare incontro anche alle esigenze delle famiglie, utilizzando questi laboratori, visite teatralizzate e quant'altro che vengono comunicate, quindi si trova tutto sul sito della fondazione, sul discoveraquileia.it.com, sul museo archeologico, sulla basilica, perché come dico c'è veramente tanto, e dove uno può programmarsi quello che gli piace, magari andare semplicemente a vedere il museo, non vedere gli altri spazi, o vedersi solo la Tito Macro. Quest'anno siamo partiti con questa villa pompeiana che è stata ricostruita, che è la più grande del nord Italia, e da quest'anno, dal 1° di febbraio di quest'anno, è aperta al pubblico, prima era solo su prenotazione, e quindi c'è modo di vedere, diciamo, anche dei pezzettini singoli. Ad esempio quest'anno abbiamo avuto l'Aquileia Film Festival, che è ormai quest'anno ha fatto 15 anni, 14 anni, e abbiamo avuto purtroppo la sfortuna del maltempo. Su 4 giornate di festival ne abbiamo beccate 3 di tempo avverso, e non abbiamo potuto fare perché all'aperto, in Piazza Capitolo, spettacolare, abbiamo il drone che ci corre sopra, sotto, all'alto, ci fa vedere delle cose pazzesche, ma abbiamo inserito lo streaming, siamo collegati con tutti gli enti Friuli nel mondo in streaming, con diversi istituti italiani di cultura, e abbiamo avuto presenza sui 4 giorni del festival di oltre 13.500 persone che sono collegate da 19 paesi diversi, e dove noi abbiamo una comunicazione solo in italiano, non tradotta. E abbiamo registrato, ad esempio avevamo la direttrice del Bardo di Tunisi, abbiamo registrato all'interno di un'area musealizzata, la sera pioveva fuori, abbiamo fatto comunque in streaming l'attività, è venuta la Licia Colò, abbiamo fatto dentro la Domus di Tomacro, scrosciava veniva giù, che è veramente, come direbbe, Dio lo mandava, no? In questo senso, no? E siamo riusciti a fare una cosa molto bella in quel luogo lì particolare, quindi stiamo cercando anche di sfruttare al massimo tutto questo. Questo dire che c'è la modalità di seguire, di vedere, diciamo, tante cose, in più chiaramente oggi su tutti i canali social abbiamo fatto la ricostruzione con la Basilica di 1000 anni di storia della Basilica. Quest'anno, chi andava a grado, abbiamo fatto un piccolo centro visite dove abbiamo ricostruito, ed è disponibile su YouTube, proprio quello che è stato il percorso della Basilica, che era una cosa gigantesca, era doppia di quella di adesso, ed era una cosa veramente importante. Quindi ci sono tanti modi per vedere, quindi veramente noi ci
adeguiamo i tempi con la comunicazione. Questi giorni stiamo lanciando un progetto anche su TikTok, perché è partito un È fenomeno. il target giusto. No, è partito un fenomeno lanciato da un ragazzo finlandese o svedese che si chiama Roman Empire, /Roman Empire, che sta raccogliendo milioni di visitatori. Una roba pazzesca. Quindi E voi ne fate parte, abbiamo detto ovviamente. dobbiamo essere parte perché dobbiamo seguire il flusso a prescindere, perché chiaramente bisogna essere dentro anche questa comunicazione liquida in ogni caso. E dei ragazzi, dei giovani con cui abbiamo coinvolto anche l'Università di Udine in questi progetti. Chiaramente l'obiettivo è quello di far sì che si avvicinino i giovani, che rimangano sul territorio, e devo dire, abbiamo anche lì da questo punto di vista formativo, abbiamo tanto, possiamo fare tanto ancora. Sicuramente ecco, una cosa che ci manca, e con l'anno ne abbiamo già parlato, dobbiamo riattivare un centro di ricerca, perché Aquileia deve essere centro di ricerca, dobbiamo portare le università del mondo a vedere Aquileia, non solo quelle del territorio che fanno già tanto, perché comunque progetti di scavo sono tanti. L'attività di ricerca è uno dei temi fondamentali del futuro, perché purtroppo per demografia, per anagrafe e quant'altro, gli esperti man mano si stanno diradando, chiamiamolo così, e ci sono pochi ragazzi che si affacciano. E questo è un grande problema, a mio parere, nel medio termine, che chiaramente si collega a tutto il resto, perché se ho chi produce ricerca, scrive libri, li divulga, insegna a scuole e quant'altro, allora possiamo portare avanti tutta questa, diciamo, enorme massa di conoscenza, altrimenti Se si arresta il avremo sistema, un problema. certo. Nel tempo avremo un problema, dobbiamo guardare avanti su questo. Bene. Carne, la materia dello spirito, ancora qualche giorno. Diamo un applauso doveroso. Ancora qualche giorno il Legio, gli ultimi. Il 22 ottobre giungerà a compimento la mostra di quest'anno, un viaggio tra 40 opere che vengono da diversi paesi d'Europa, permettono di attraversare 2500 anni di storia della bellezza, dalla più lontana da noi nel tempo, un'opera del VI secolo a.C., del mondo greco antico, fino a dipinti della metà del Novecento, attraversando tutte le stagioni della storia dell'arte, con una vera e propria meditazione, perché anche se a prima vista il titolo sembrerebbe riferirsi a qualcosa di materiale, la carne è una dimensione importantissima e intrigante della nostra vita, che ha molti aspetti che ci toccano nel profondo, anche spiritualmente rilevanti, ed è una sorpresa di stanza in stanza accorgersene attraverso le opere che si possono incontrare lì. Opere, tra l'altro, di straordinario pregio. Ci sono diverse opere di collezioni private che non si possono mai vedere se non in questa circostanza. Un De Chirico, un Bronzino, un Tiepolo, un Rubens. Rubens era nella casa di Henry Ford, poi tra Henry Ford e il Legio c'è un vecchio sodalizio, e quindi è arrivato fino da noi, opere davvero sbalorditive, quindi da non perdersi. Ormai pochi al mondo rimangono che ancora non sono stati, quelli pochi che ancora non sono stati approfittano. Hanno 15 giorni, certo. Assolutamente. E qualche anticipazione per celebrare il 20° anno di Grandi Mostre il Legio, il prossimo? Beh, non direi nulla neanche sotto tortura in questo momento, no, è giusto avere un po' di attesa. Stiamo preparando la prossima mostra, sarà la mostra del ventennale, per così dire. Ci saranno quasi tutti i grandi nomi della storia dell'arte, delle opere da svenimento. È un tema che credo sarà anche una bella sintesi di quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni, un bel messaggio per tutto il Friuli Venezia Giulia. Non ve lo anticipo, ma quando saprete il titolo credo che lo accoglierete subito con un sorriso e un apprezzamento. Grazie anche a Don Geretti. A questo punto chiamo sul palco il nostro presidente Giuseppe Graffi Brunoro, perché logicamente vorrà consegnare un omaggio ai nostri ospiti, e io mi accomodo perché sennò è sempre lui costretto a... Buonasera, prima il cadeau e poi l'intervento. Cominciamo dal cadeau. Allora, cominciamo con la dottoressa Grazie, ma in realtà poi
dobbiamo ringraziare tutti i nostri ospiti con un omaggio che hanno preparato i ragazzi della cooperativa Ragnatela, della Fondazione Pontello Valentino, che sicuramente in sala conoscete. Io volevo ringraziare i nostri ospiti perché comunque le sollecitazioni e gli spunti di riflessione che ci lasciano sono talmente tanti e talmente profondi che non mi cimento ad aggiungere nulla perché rischio solo di rovinare. Io volevo solo, come dire, rimarcare il ruolo del presidente di Prima Cassa, non può che parlare bene di Prima Cassa e quindi come dire, dirvi che ho trovato conforto nelle vostre parole perché ho capito che Prima Cassa nel portare avanti questo progetto, ma n altri progetti che stiamo portando avanti per cercare di stimolare la consapevolezza delle persone, l'attitudine a essere proattivi, la voglia di essere generativi, insomma, mi pare che stiamo facendo qualcosa di buono e sufficientemente controcorrente, come direbbe Don Alessio, perché nessuno si aspetta che una banca faccia cose di questo tipo, ma noi siamo una BCC, le BCC sono banca controcorrente, quindi da quel lato cerchiamo di essere coerenti fino in fondo. E poi siamo anche un luogo, sempre per riprendere una considerazione di Don Alessio, quando lui ha parlato di luoghi che hanno un'anima, e qui spezzo una lancia a favore di tutte le persone che lavorano in Prima Cassa, perché Prima Cassa è una banca che, si direbbe, banche sono senza anima, no, noi abbiamo un'anima, abbiamo 200 e più colleghi, persone che ogni giorno ci mettono il cuore e l'anima per cercare di servire al meglio le comunità di cui siamo parte integrante e questo ci differenzia e ci caratterizza. Poi continueremo a fare queste cose, oltre a fare meglio che possiamo la banca, e ci vediamo il prossimo mese dove parleremo di cervelli che vanno, talenti che tornano e speriamo di essere attrattivi anche su questa cosa. Io vi ringrazio e vi aspetto tutti sotto la loggia della Guarneriana per un rinfresco insieme. Grazie. Artistiche. Grazie per essere stati presenti, seguiteci sul sito www.giovediprimakassa.it. Buona serata, grazie.